È divorzio tra ULSS 16 e azienda ospedaliera di Padova. Dopo i tanti anni di collaborazione, la sanità padovana si divide e prende strade differenti, tutta colpa del documento recapitato il 13 settembre negli uffici di via Giustiniani e di via degli Scrovegni sul piano attuativo per il superamento del modello dipartimentale interaziendale. Un documento che probabilmente è stato preso a pretesto dalla nuova dirigenza dell'ULSS 16 guidata da Urbano Brazzale, che ha annunciato la scissione. Sì, perché il modello seguito dagli ex manager delle due aziende, Cestrone e Rao, era proprio quello interaziendale che consentiva di gestire assieme tutte le pratiche amministrative. Una procedura che con questa divisione oggi potrebbe passare per alcuni reparti a consulenti esterni. È la rivoluzione nella rivoluzione che accade proprio nel momento in cui nelle aziende sanitarie stanno prendendo piede con buoni risultati le prestazioni sanitarie serali e festive. Dal 1° di settembre, infatti, ambulatori aperti e personale operativo fino a mezzanotte per ecografie, TAC, risonanza magnetica, esami mammografici, ecocardiogrammi, prestazioni di radiologia. Le agende sono piene fino a fine ottobre e presto nel fornire servizi in questi orari extra si aggiungerà l'Istituto Oncologico Veneto. Una manovra decisa dalla Regione per accorciare le liste d'attesa. Dal 1° di ottobre partirà poi la divisione dei beni tra azienda ospedaliera e ULSS 16.